TripAdvisor promuove 50 alberghi di Jesolo, un bel risultato dopo alcune recensioni critiche apparse sul noto portale web, punto di riferimento per molti turisti. Adesso 50 alberghi jesolani sono certificati TripAdvisor, un riconoscimento che premia solo il 10% delle migliori strutture. Mezzo secolo di scautismo a Mirano. Sabato 8 giugno il locale gruppo Agesci celebra i 50 anni di attività con un pomeriggio di festa al patronato San Pio X. Sono invitati tutti coloro che anche per poco tempo hanno indossato calzoncini corti e fazzolettone scozzese. Troppe tasse sui concerti, crollano i live dei locali. La denuncia viene dall'Ascom di Vittorio Veneto, preoccupata per lo spegnersi della musica dal vivo sui palchi dei locali. La colpa non è del maltempo, ma delle troppe tasse SIAE e della burocrazia, che rendono oltremodo onerose le esibizioni live. Tutto pronto per la prima festa del Valdobbiadene DOCG di Vini Colli in Giro con Gusto, evento che prevede un itinerario di 5 tappe alla scoperta dei presidi slow food. Da sabato 8 a lunedì 10 giugno saranno 3 giorni di banchi d'assaggio e intrattenimenti vari, abbinati alle inconfondibili bollicine. Annunci funebri sciocchi in tutta Padova a favore della donazione. Tante epigrafi che piangono la perdita di cuore, fegato, reni e così via. Organi che potrebbero restituire la vita ad altre persone. La campagna è un'iniziativa di guerriglia marketing per Pubblicità Progresso e AIDO. Al via l'installazione dei temuti autovelox lungo la nuova strada regionale 10. In realtà l'autovelox è uno solo e verrà spostato nei 2 sensi di marcia, tra Pradeste e il lungo rettilineo che porta alla rotatoria di Carceri, il punto in cui solitamente le auto raggiungono la massima velocità.